Sempre disquisendo di questo argomento, cioè di come noi italiani rappresentiamo in maniera diversa il dolore, salendo un pochino su nella penisola italiana, ci viene in testa che ci dobbiamo fermare, che saccio, a Napoli. A Napoli noi troviamo addirittura il culto del funerale. Tanto più si dimostra a chi osserva un funerale napoletano che si è speso moltissimo denaro per la realizzazione dello stesso, tanto più si dimostra agli stessi che si voleva molto bene in vita al caro estinto. Quindi poi a Napoli la casistica è pressoché infinita, perché se un napoletano si deve rivolgere a una di quelle agenzie per l'ultimo saluto di un congiunto, i cavalli che trascinano la carrozza possono essere 2, 4, 8, 18, 24, 36, 48. Il cocchiere può avere la livrea d'argento, d'oro, tempestata di diamanti, ci possono essere gli angioletti, i puttini, le lanterne, non si finirebbe mai. Se un napoletano si deve rivolgere a una di quelle agenzie, purtroppo la donna è morto mio nonno, sant'uomo mio nonno, ma ha lasciato tutte cose a me. 7 palazzi a Furcella, 8 ristoranti a Coppa Vomero, 2 miliardi e mezzo in sterline d'oro, c'ha già fatto un funerale, che tutti i condomini hanno ricevuto, speriamo che muore presto pure mio nonno, a così ci facciano un funerale come a chi loro cavaliere per cuoco. Ci cavali dice, mi rendo conto del vostro immenso dolore, ma vi siete rivolti a una ditta veramente seria, la più seria ditta di Napoli e dintorni, la ditta Tumulo Allegro. Cavalieri, se permettete vi faccio vedere il nostro campionario. Questo che vedete alle mie spalle, questo è il campionario numero 1. Questo è un sarcofago egiziano originale. 4500 a.C. Modello Ramsete IV. È stato ricavato, vedete, da un blocco di onice massiccio, i manici AE. I manici sono di ebano, sono stati intarsiati di avorio. È stata foderata, vedete, interamente in seta pura. I bottoni sono di madreperla originale. Tene pure un citofono in caso di morte apparente. Cavalieri, con 1800 euro vi levate un pensiero. Quanto? Ma non è peccato, 1800 euro sotto terra. Cioè, cavolo, che ne so, voi mi avete detto che non volevate badare a spesa, che volevate creare un poco di invidia in condominio. Se non vi preoccupate, cavalieri, teniamo l'alternativa. Pigliatevi il campionario numero 2. Questo è un tabuto siciliano originale, arte araba. È stato ricavato da un blocco di faggio massello, i manici AE. I manici sono di oro massiccio, sono stati cesellati a mano, dal Benvenuto Cellini in persona. È stato fotografato interamente in seta pure, i bottoni non sono proprio di madreperla originale. Un citofono avevamo disattivato. Con 800 euro vi levate un pensiero. Quanto? Ma non è peccato, 800 euro sotto terra. Oggi capite, cavalieri? Pigliatevi sta cascia compensata. I manici sono stati ricavati all'interno stesso dello chassis. Avevamo futurato che i giornali. A così un morto passa il tempo. Cavaliere. Cavaliere, con 400 euro vi levate un pensiero. Quanto? Ma non è peccato, 400 euro sotto terra. Oggi capite, cavalieri? Portatemi un morto che ci mettiamo i manici.